L'Acca d'Oro, uno dei più bei palazzi di Venezia. Benvenuti in questo nuovo video. Erano anni che volevo visitare l'Acca d'Oro e finalmente potrò mostrarvela. L'Acca d'Oro è un palazzo di Venezia situato nel sestiere di Cannaregio e affacciato sul Canal Grande, la cui denominazione deriva dal fatto che in origine alcune parti della facciata erano ricoperte d'oro, rifinitura che faceva parte di una complessa policromia oggi scomparsa, ritenuto uno dei massimi esempi del gotico fiorito veneziano. La storia di questo palazzo trova le sue origini in Marino Contarini, personalità appartenente a una ricca famiglia dogale. Il Contarini si sposò con una giovane di un'importante famiglia veneziana, la Zeno, da cui rilevò dopo la morte una domus magna che decise di ristrutturare. Nel 1421 il Contarini contattò il milanese Matteo Raverti, noto per aver lavorato al Duomo di Milano, e l'anno successivo i veneziani Giovanni e Bartolomeo Bon. Nel cantiere lavorarono quindi contemporaneamente due botteghe. Entrambe avevano lavorato alla facciata del Palazzo Ducale di San Marco. Il manufatto rimase di proprietà della famiglia Contarini, dopodiché subì numerosi cambi di proprietari, con rifacimenti e ampliamenti. Sul finire dell'Ottocento la casa divenne proprietà del barone Giorgio Franchetti. Questi volle intraprendere un attento restauro filologico dell'edificio, tentando di riportarlo il più possibile vicino alla morfologia quattrocentesca. Nel 1916 Franchetti stipulò con lo Stato italiano un accordo nel quale si impegnò a cedere il palazzo al termine dei lavori, in cambio della loro copertura finanziaria. Il barone inoltre fece collocare all'interno alcune opere d'arte appartenenti alla sua collezione. Era infatti nel suo volere che l'edificio divenisse un museo. Dopo la sua morte venne inaugurata la galleria che prende il suo nome. Appena entrati c'è la biglietteria. Il biglietto costa 8 euro e per i residenti la domenica è gratis. Sulla destra si ha subito una bella corte con una vera da pozzo. È da visitare, è vero, un giardino veramente carino, molto bello, particolare. Dopo aver visitato la corte si può passare direttamente al portico del pianterreno, in cui c'è un bellissimo pavimento marmoreo realizzato durante i lavori di Giorgio Franchetti. Il conte utilizzò le tecniche dell'opus sectile e dell'opus tessellatum. I motivi geometrici che compongono la decorazione si ispirano alle pavimentazioni medievali della chiesa della Laguna Veneta, come la Basilica di San Marco a Venezia o la Basilica dei Santi Maria e Donato a Murano. Il conte disegnò personalmente le geometrie della pavimentazione e si impegnò anche nella sua realizzazione materiale. Utilizzò marmi e pietre note e preziose fin dall'antichità romana, tra cui il porfido rosso antico, il serpentino, il cipollino verde, il giallo antico, il verde antico e molti altri. Dopo aver visitato il pianterreno si può passare alla corte vera e propria, con una scalinata incredibile e una vera da pozzo di marmo rosso, unica nel suo genere. Io sono rimasto quasi un quarto d'ora ad ammirare tutti i particolari. Penso che sia una delle più belle di Venezia.
Sono passato quindi alle scale. Si può prendere anche l'ascensore. Purtroppo il primo piano è chiuso per restauri e si passa al secondo, dove c'è la galleria che ospita la collezione di opere d'arte raccolta da Giorgio Franchetti nella sua vita. In più furono aggiunte altre raccolte statali con bronzo e sculture, oltre a numerosi dipinti veneti e fiamminghi. Tra le opere di maggior pregio vi sono il San Sebastiano di Andrea Mantegna, il ritratto di Marcello Durazzo di Antoine Van Dyck, il doppio ritratto di Tullio Lombardo, la Venere e lo specchio di Tiziano, due vedute del Guardi, la crocifissione di Jan van Eyck, la Venere dormiente di Paris Bordon. Oltre alle sale espositive, il museo ospita vari laboratori per la conservazione e il restauro delle opere d'arte. Infine, sempre al secondo piano, è incredibile la terrazza che si affaccia sul Canal Grande. Per quanto riguarda le varie critiche sull'esposizione, l'addizione e i voice-over, purtroppo ho pochissimo tempo per fare i video, il lavoro non mi dà tregua. Questa settimana sono anche in ritardo. Se dovessi rallentare la frequenza dei video per curarli di più, ho paura che tenderei a smettere di farli. Preferisco portarvi più contenuti anche se un po' incompleti. Vi lascio al resto delle immagini. Buona visione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che, se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!